La CGIL di Agrigento esprime una forte preoccupazione per il mancato pagamento di quasi 2 mensilità ai dipendenti della neonata società idrica AICA, l'azienda consortile che ha preso il posto di Girgenti Acque per l'erogazione del servizio idrico nella nostra provincia. I vertici della CGIL agrigentina, continua il comunicato stampa, si interrogano circa le responsabilità di chi ha incarichi di governo regionale della neosocietà consortile AICA che deve gestire il servizio idrico integrato in provincia di Agrigento e avanza qualche proposta. Il presidente della regione Sicilia in tour elettorale in provincia di Agrigento, scrive il segretario generale Alfonso Buscemi, nel mentre i cittadini della provincia rischiano la sete, pagano le bollette carissime con un servizio insufficiente, si ritrovano strade allagate per la rottura continua delle reti idriche e della rete fognaria e circa 300 famiglie di lavoratori dipendenti del servizio idrico integrato, oltre tutto l'indotto, sono senza stipendio. Avevamo denunciato, continua il segretario Buscemi, nei mesi scorsi, che senza un intervento della regione che si facesse carico di anticipare a vario titolo una liquidità economica con urgenza avremmo patito la sete e non solo. I sindaci sono intervenuti in ritardo, ma quello che conta è che si sono assunti la responsabilità di dare voce ai cittadini di questa terra per fare subito una società consortile che gestisca il proprio servizio. Bene, quello che a gran voce in tanti abbiamo chiesto, però non avendo loro la bacchetta magica, necessitano di avere il tempo per mettere in fila le azioni opportune per fare funzionare l'iniziativa, cominciando dalla disponibilità economica per pagare gli stipendi, bollette, fornitori, tasse e tutto quanto necessita per farla funzionare. L'appello del segretario Buscemi è quello di esortare i sindaci e fare tutto quanto è nelle loro competenze al fine di non prestare il fianco a quanti potrebbero avere interesse a fare fallire il tentativo di AICA ad una gestione in house e avere la scusa per rivolgersi ancora una volta al privato, di cui abbiamo già avuto contezza dei danni che si possono perpetrare.